ora in onda Potere al Popolo. Siamo alla seconda parte della nostra informazione mattutina, ancora il buongiorno da Sammy Varin, 7 minuti dopo le 11 RL, Radio Libertà. Ucraina, il piano segreto di USA e Russia, colloqui su 28 punti per far finire la guerra, titola il sito elettronico del Corriere, mentre il quotidiano elettronico Repubblica è sull'insofferenza di Meloni e la chat di Fazzolari. Così è nata la sfida al Colle. E poi naturalmente il pesante attacco sull'Ucraina, lanciate decine di missili, la Polonia fa decollare i caccia. Questi gli argomenti del momento, ma noi adesso ci colleghiamo con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Sì, signori, perché c'è un argomento molto più nostro, diciamo così, a far da padrone in queste ore in Parlamento. Con noi abbiamo Igor Iezzi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sì, un argomento nostro perché intorno a questo, insomma, la Lega, il centrodestra ha gli occhi molto ben attenti. Parliamo di DL Flussi che proprio questa settimana è approdato in Parlamento. E Igor, che cos'è successo? Ho scoperto che nel tuo ordine del giorno sui ricongiungimenti c'è il demonio. Oh mamma mia, Igor Iezzi, di cosa parla? Sì, diciamo che in questi giorni si è discusso proprio delle due gambe della nostra visione sulle politiche migratorie. Da una parte, attraverso il decreto flussi, cioè la possibilità per quegli immigrati che vogliono venire nel nostro paese di lavorare, per lavorare e con l'intenzione di integrarsi, di far parte della comunità, la possibilità di entrare, quindi il discorso dei flussi e della possibilità appunto di, attraverso un contratto di lavoro, di venire nel nostro paese. Però dall'altra, grazie all'approvazione dei nostri ordini del giorno, massima severità invece nei confronti di coloro che pensano di venire nel nostro paese solo ed esclusivamente per bighellonare, per delinquere. Quindi siamo riusciti a far approvare una serie di ordini del giorno che sono, come dire, il primo atto per poi inserire una serie di norme all'interno del prossimo provvedimento sulla sicurezza che abbiamo già annunciato, che dovrebbe arrivare, spero, prima della fine dell'anno. Una sorta di provvedimento sulla sicurezza bis che fa il paio con quello che abbiamo già approvato. Quindi sono le due gambe della nostra visione dell'immigrazione: da una parte disponibilità ad accogliere chi vuole lavorare, ovviamente entro determinati numeri, dall'altra parte però massima severità nei confronti di chi non ha nessun diritto di venire nel nostro paese. Anche perché abbiamo degli esempi in Europa, abbiamo visto cosa succede in Inghilterra, ad esempio, le maglie si stringono verso i ricongiungimenti familiari e verso... Guardate, Dimmi. No, ecco, il tema dei ricongiungimenti familiari è un tema di cui secondo me si discute poco, ma invece è di fondamentale importanza. Ad oggi, noi spesso discutiamo dei permessi, di quelli che entrano con un contratto di lavoro. Ad oggi, nel nostro paese, la prima voce di ingressi di immigrati è quello attraverso i ricongiungimenti. Noi cosa chiediamo? Sono oltre 100.000 le persone che ogni anno entrano nel nostro paese attraverso la via dei ricongiungimenti, oltre 100.000, quindi diciamo una città che ogni anno si forma. Cosa chiediamo noi? Noi chiediamo semplicemente di applicare, pensate un po', una direttiva europea, che è la direttiva 86 del 2003. Cosa dice questa direttiva? Dice una cosa abbastanza semplice, che tutti gli Stati membri sono obbligati ad accogliere i figli minori e i coniugi. Basta, figli minori e i coniugi. Su tutto il resto dà la disponibilità agli Stati membri di legiferare in maniera, diciamo, libera, grazie a Dio. E qual è uno dei paesi che ha le maglie più larghe per quanto riguarda i ricongiungimenti? Credo che la risposta sia abbastanza facile, abbastanza semplice. Ecco, noi paradossalmente chiediamo di applicare una direttiva europea e quindi di limitare i ricongiungimenti solo a quelli che hanno diritto di venire qui e non ad altri, perché il rischio è che pesino sullo stato sociale, pesino sul welfare,
tolgano risorse agli italiani, e soprattutto mi sembra che sia provato dalla cronaca, dai fatti e da quello che leggiamo costantemente, dal numero dei reati, che non è vero che il ricongiungimento è una tappa verso l'integrazione. Non è così, purtroppo, anche perché poi ci sono tutta una serie di altri criteri su cui, se vuoi, possiamo discutere, come il reddito, come la disponibilità di reddito per poter accedere alla richiesta del ricongiungimento, che ci fanno capire che spesso noi importiamo persone che non hanno la possibilità di autosostenersi, e quindi per forza di cose poi sono, portati a una strada non propriamente sulla via della legalità. Ecco, quindi noi da questo punto di vista vogliamo stringere le maglie, perché non è pensabile che ogni anno nel nostro paese più di 100.000 persone entrino senza averne diritto. Capite perché per una certa sinistra Igor Iezzi è additato come demoniaco? Perché quell'immigrato che arriva nel vostro paese il giorno dopo viene attenzionato di tutto ciò che il welfare gli può offrire. Certo. Ogni euro è per lui. Ma giustamente, nel senso che noi non lasciamo morire la gente per strada, e ci mancherebbe, di questo siamo anche orgogliosi che nel nostro paese ci sia questa civiltà. Il problema è a monte, nel senso che non possiamo far entrare tutti, proprio per questi motivi, perché vogliamo salvaguardare quella civiltà che abbiamo nel nostro paese. Tra l'altro noi siamo già intervenuti sul fronte dei ricongiungimenti, infatti rispetto all'anno scorso il numero dei ricongiungimenti è calato del 18%, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto approvare due norme importanti, una relativa agli anni di permanenza, cioè prima bastava un anno di permanenza nel nostro paese per poter richiedere il ricongiungimento, noi l'abbiamo portato a 2, e poi abbiamo inserito dei criteri per l'alloggio, perché ovviamente se chi ha il permesso di stare qui fa venire un parente, deve avere la possibilità di ospitarlo in una casa dignitosa. Ecco, queste due piccole norme hanno ridotto già il numero dei ricongiungimenti del 18%, però rimangono ancora troppi, e quindi bisogna andare avanti su questa pratica, ripeto, non per impedire i ricongiungimenti, nessuno vuole impedire i ricongiungimenti, ma per limitarli a numeri accettabili e soprattutto sostenibili. Certo, e torneremo sull'argomento. Per il momento ringrazio il deputato della Lega Igor Iezzi. Buon lavoro, ciao. E sempre viva Radio Libertà. Grazie, ciao. Qui Parlamento. You shake my love, then you rattle my brain. Them at the left, drive a man to sing. Boy, you broke my wheel, what a thrill. You didn't get rigged, you quit all the fire. I let the love fall, I thought I was funny. You come along and move me, honey. Check my mind, love is fine. You didn't get rigged, you quit all the fire. Oh, kiss me, baby. Oh, it feels good, yeah. You gotta let me love you like I love it should. You're fine, so kind. You have to tell it so that you're my God. You're my daisy, tweedle my time. Give it. Come on, baby. Rub me free. Really need to make it, you quit for the fire. Well, kiss me, baby. Feels good. Yeah. You gotta let me love you like I love I should. You're fine, so kind. I gotta tell it full that you're my. I gotta do my knees and need it, tweedle my time. Give it, show it's mine. Come on, baby. Drive me crazy. You did this, you make it, you quit for the fire.
balls of fire. Well, so long, Jerry Lee. Vabbè, questo è da andare a vedere, signori, e anche perché è italianissimo, anche se gira il mondo. E ragazzi, che è successo? Matthew Lee, scritto Matev con 2 T e l'H, Matev, bidoppio, Lee. Qui siamo nel 1957, Jerry Lee Lewis, uno dei più celebri della storia del rock, Great Ball of Fire, ma anche tutti i successi di ieri, di oggi, di domani, anche delle cose originali di Matthew Lee, in giro per il mondo in tournée, anche a Milano al Blue Note. Intanto siamo arrivati alle 11:18, è tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Con tanti saluti e ringraziamenti a tutti voi, perché come sempre la mia rassegna stampa del mattino tra le 7:30 e le 9:30, in replica poi la sera dalle 20 alle 21, ma anche disponibile tranquillamente su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. La mia rassegna stampa è un motivo di discussione, quindi non è soltanto unicamente parlare di quotidiani, parlarci addosso e questo ha detto quell'altro. Lanciamo degli argomenti, ve li tiriamo proprio fisicamente addosso e voi in qualche modo ci ritirate dietro quello che è il vostro pensiero sulle notizie del giorno. Allora, questo mi scrive: Bonjour, l'equazione è Napolitano versus Berlusconi, Mattarella versus Meloni. Miseria, miseria, e questo sarà davvero un gomblotto. Dite che sta bollendo qualche cosa in pentola, è chiaro che siamo tutti qui che guardiamo le agenzie, vedere il prossimo che parlerà. La corte di Re Mattarella è sacra, vero? A partire da Zambetti, vedi Carriers di Di Maio, 14 anni al Quirinale, sono da terzo mondo. Sì, di Netta stufato, ma hai detto una parola sullo scandalo Palamara, scrive Walter, poco chiaro, però abbiamo più o meno capito, certo. Si cede al suicidio quando sembra l'unica via di uscita dalla sofferenza e nella sofferenza altrui o propria non c'è niente da festeggiare, ci scrive Patrizia da Torino. È chiaro che questo suicidio assistito delle gemelle Kessler ha rilanciato l'argomento e ognuno dentro di noi ha un pensiero su questo argomento assolutamente trasversale, da destra a sinistra. Buongiorno Sammy, la sinistra purtroppo strumentalizza anche la morte e le Kessler ne sono un esempio. Loro non hanno buon senso e soprattutto rispetto per la vita che il Signore ci dà e il Signore ci toglie. Chiaro? Abbiamo detto che molte volte dipende anche dalla solitudine di queste persone e saranno state sole? Tanto malate non lo erano queste signore, erano certamente anziane, ma quanti di voi mi state ascoltando in questo momento molto più anziani di loro, con tanti malesseri, problemi di salute a camminare, porco cane, però molto spesso vi vedo a Pontida a fine settembre tranquillamente lo stesso, è vero. Sei troppo forte Sammy stamattina, mi hai strappato tanti sorrisi, oh che ridere mi fai Sammy Varin. Scherzi a parte, la mia non è una rassegna seria, l'avete capito molto bene e mi fa piacere perché poi ci sono dei gruppi d'ascolto anche extra politica che si avvicinano a Radio Libertà proprio per sentire quello che è un vero e proprio spettacolo del Sammy Varin, uno spettacolo che è gratuito, che vi legge i giornali e ci fa qualche verso. Se non danneggi gli altri, ognuno dovrebbe essere libero di vivere come desidera e quindi anche dopo morire come desidera. Ma sì, ma alla fine sarà così, vedrai. Mi è piaciuto molto il ritornello: chi non salta comunista finalmente qualcosa a posto al posto di dire fascisti, a rispondere a loro fascisti. A lei è piaciuto? Ma caro ascoltatore, noi lo facciamo da una vita. Chi non salta comunista ma non sei mai venuto a una festa della Lega, ma ne diciamo anche di peggio. Un titolo sconcertante che è stato portato nelle nostre case da ITG è quello di quel giornale tedesco che ha titolato Insieme in Paradiso.
Anche un ignorante totale in materia di religione dovrebbe sapere che se c'è qualcuno che in paradiso non ci può andare, è il suicida. Vero, 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 ce lo dicevano quando eravamo piccolini. Adesso che siamo più grandi non c'è più nessuno che ce lo dice e sarebbe ora di ritornare anche ogni tanto in chiesa. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ma attenzione, dopo le 12 ci sarà anche tutto un magna magna, è atteso da tantissimi comunisti, fascisti, tutti ad ascoltare gli appuntamenti in tutta Italia con feste, sagre, robe soprattutto mangerecce, e cominciamo anche a parlare di Natale, è minimo. Intanto io vado alle cene, appunto a proposito, alle cene di Natale della Lega, perché cominciano ad apparirmi. Qui ce n'è una che riguarda gli amici di Lecco. Lunedì 15 dicembre alle 20 la cena di Natale all'Hemingway, signori. Aperitivo open buffet con dricca a scelta, risotto, castagne e zucche con fonduta al casera profumato al rosmarino. Ragazzi, questo è un sogno erotico, eh? Semifreddo al mascarpone stratificato al pandoro e panettone della tradizione con calice di spumante per brindare, acqua, vino, tu 38 euro. Chiaramente c'è un aiuto anche alla sezione locale della Lega. È Piazza 20 Settembre, Hemingway di Lecco, lunedì 15 settembre a cena. Poi, aspetta un po', che qui arrivano appuntamenti a tutto spiano. Giulio Centemero ci sarà domani 20 novembre alle 20 al CAM Garibaldi di Corso Garibaldi 27 a Milano per educazione finanziaria, un bene per tutti, appuntamento organizzato dal Tavolo Economia Lega Giovani Lombardia. Gli appuntamenti da non scordare non possono prescindere da quello di questo sabato 22 novembre ore 10 all'Acquario Civico di Milano. Siamo in Viale Gaudio, M2 fermata a Lanza. Milano Futura, Olimpiadi Invernali 2026, i Giochi di Milano. Signori, se siete in zona, attenzione perché l'ingresso gratuito è fino a esaurimento posti. Samuele Piscina, Attilio Fontana, Alessandro Morelli, Silvia Sardone, Massimiliano Romeo, Marco Riva, Simone Rasetti, Marco Castelnuovo. Si parla chiaramente delle Olimpiadi Invernali. Questo sabato ore 10 all'Acquario Civico di Milano. Gli appuntamenti da non scordare che trovate anche sul sito legaonline.it, ma c'è il Sammy Varin che ve li legge nei suoi appuntamenti radiofonici. Matteo Salvini alla Festa Nazionale della Lega Lombarda questa domenica 23 novembre. Salvini arriva alle 17 a Castelcovati, Brescia, centro sportivo di Via Aldomoro. Chiaramente il festone c'è venerdì, sabato e domenica. Cucina aperta tutte le sere a partire dalle ore 19, 21, 22, 23 novembre, Festa Nazionale della Lega Lombarda con ospitoni della miseria, compresi i nostri capigruppo. La cena provinciale al Pala Settembre di Chiuduno in provincia di Bergamo, sabato 29 novembre. Cominciate a metterlo in calendario. Pala Settembre, via Martiri della Libertà 6, Chiuduno, Bergamo, cena provinciale della Lega. E ancora, signori, ragazzi miei, le raccolte firme, i tesseramenti, anche questo venerdì, sabato e domenica, vi diremo tra pochissimo le date precise, soprattutto gli orari. Sabato 22 novembre, ferite invisibili, riconoscere, prevenire, agire, parliamone. Sabato 22 novembre alle 18, Sala Consigliare del Comune di Sarzana, siamo in provincia di La Spezia, intervengono l'onorevole Simonetta Matone, deputata della Lega, membro della Commissione Giustizia, ex magistrato, l'avvocato Anna Maria Bernardini di Pace, che conosciamo benissimo, la senatrice Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega e presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, modera Oara Borselli. Appuntamento con la violenza di genere, avete capito bene, questo sabato 22 novembre alle 18 alla Sala Consigliare del Comune di Sarzana in provincia di La Spezia.
aspetta che c'è una cena di Natale, venerdì 28 novembre per voi della provincia di Varese, ristorante Grotte di Valganna, qua si mangia bene ragazzi, a Induno Olona dove fanno la birra, cena di Natale organizzata dalla segreteria cittadina di Varese con la segreteria provinciale, cena di Natale ore 20 di venerdì 28 novembre al ristorante Grotte di Valganna a Induno Olona. Chiaramente tutti i rappresentanti politici della zona della Lega, sfoglia alle verdure su fonduta, bruscette della tradizione varesina, cotechino, polenta e zola, gratinata al forno, panettone, caffè e bevande. Signori, se volete dare una mano alla Lega e passare una bella serata mangiando territorio e soprattutto parlando di territorio, segnate giù. Venerdì 28 novembre, il futuro della caccia con l'onorevole Francesco Bruzzone, che è proprio il responsabile caccia della Lega. Intervengono Isabella Tovaglieri, Rebecca Frassini, Roberto Anelli. Venerdì 28 novembre, ore 20:45, Auditorium Comunale di Clusone, via Roma 9, organizzato dalla Lega nella sezione di Clusone. E anche questa non possono leggerla, signori, è tutto un magna magna. In questo caso la cassola lombarda della sezione di Merate della Lega, 27 novembre ore 19:30 al ristorante Caminun di Via Lunga a Merate, Lecco. Signori, si chiudono le prenotazioni entro il 20 novembre, dovete farlo a tutti i costi, 35 euro per aiutare la sezione di Merate della Lega, ma per mangiare una bellissima cassola in buona compagnia. 27 novembre ore 19:30 Merate, Lecco. E qua si ferma il Sammy Varin, certamente, ma solo per qualche istante. Mi è arrivato il programma della Lega Lombarda. Dai, dammi 30 secondi ancora. 21, 22, 23 novembre la festa nazionale della Lega Lombarda si comincia questo venerdì 21 con i sindaci bresciani. Sabato 22 la Lombardia che governa, la voce dei nostri rappresentanti in giunta e in consiglio regionale, la squadra della Lega, ma si parlerà anche di federalismo e autonomia, quella che questa volta è la volta buona, parte. Domenica 23 novembre alle 13 il pranzo con il segretario nazionale Massimiliano Romeo. Alle 17 di questa domenica 23 novembre arriva Matteo Salvini. Alle 17:30 l'aperitivo Lumbar Party. Alle 18 la squadra della Lega, voci dal territorio. Alle 18:30 il convegno Energia e sviluppo economico, sinergia tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Alle 19:30 la generazione dell'autonomia con i Bagai Lombard. La festa nazionale della Lega Lombarda 21, 22 e 23 novembre presso il centro sportivo di Via Aldomoro 79 a Castelcovati in provincia di Brescia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbis, non sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre,
48 ore di levitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È così difficile spiegare al mondo i miei perché. L'emozione è vera che è come aria e respiro in me. È così, io so com'è guardarsi dentro, vivere un viaggio intenso oltre me, quella ragione per credere. Io so quanto rischio c'è. Tutto cambia, solo immagini confuse, ma non i miei sogni grandi. Tutto grida, parole senza un senso, ma non i miei sogni grandi. I miei sogni grandi. È così, sono un'età, ma brucio ancora i brividi. Mi danno tutti un limite, ma non conoscono i lividi. Niente può fermare il coraggio di provare, osare se nel cuore sogni grandi immensi. E io so quanto rischio c'è. Tutto cambia, solo immagini confuse, ma non i miei sogni grandi. Tutto grida, parole senza un senso, ma non i miei sogni grandi. I miei sogni grandi. I miei sogni grandi. Niente può fermare il coraggio di provare, osare se nel cuore sogni grandi immensi. Tutto cambia, solo immagini confuse, ma non i miei sogni grandi. Tutto grida, parole senza un senso, ma non i miei sogni grandi. Roba buona, roba bella. Eh sì, perché noi qui a Radio Libertà cerchiamo di puntare soprattutto sulla qualità e su quei pezzi che non sempre girano sulle altre radio, perché molte volte bisogna, vedete il segno che sto facendo in radiovisione? Pagare, lo so, è triste, ma è proprio così. Bisogna pagare per sentire la propria canzone e per far capire che stai facendo qualcosa nella musica indipendente, a tuo parere di importante. Nel nostro caso non si paga proprio niente. Gli artisti territoriali che chiamiamo nei nostri studi non pagano per entrare. Vogliamo ricordarlo, perché qualcuno potrebbe dire adesso chissà che business che c'ha il Sammy Varin per intervistare i cantanti indipendenti. Zero, ma una goduria incredibile nel farvi sentire pezzi che magari da altre parti non ascolti, perché appunto è tutto a pagamento sulle grasse radio. Lei la stiamo trasmettendo da qualche tempo, suona molto bene e devo dire, e questo pezzo in particolare, ma anche altri, poi vi faccio sentire uno showreel stupendo che non potete perdervi. Lei si chiama Clara Diana, in arte così. Clara Passarotto, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. E finalmente ci vediamo.
Sì, è vero, perché finora ci siamo sempre sentiti sui social e Vero? quindi l'altra volta l'intervista è stata poi telefonica, È questa vero. volta invece è tutto dal vivo. Ci stiamo, tutto dal vivo e insieme a noi ragazzi è tornato a farci un saluto, un altro che fa radio, che comincia ad apparire, che ha tante cose da dire, di cui parlare. Fammelo salutare, Giovanni Dadda, ciao! Eccoci, ciao Sammy, che bello essere qui come sempre, d'altronde. Come state? Come stai tu? Oh, vedi che tiro avanti bene, devo dire. Ti vedo. Com'è dalle tue parti? Ci sono sempre cose. Quando ti viene la voglia di fare radio, è pericolosissima. Per poi che ti butti in queste cose e non riesci più a uscirne. Cosa stai combinando? Perché mi dicevi, stai facendo podcast, stai facendo comunicazione, ti stai organizzando anche, perché no, per passare anche a fare una trasmissione dalle nostre parti. Cosa bolle in pentola? Dicelo subito che sono curioso. Dai, Assolutamente, dai. Sammy, ma tu hai detto una cosa verissima, cioè che appena ti metti in mente, in testa, di voler far radio, questa cosa qua poi ti tormenta, in senso positivo, ovviamente dalla mattina alla sera, quindi non sai mai se stai sognando, sei sveglio davvero. No, però sì, esatto, io vorrei venire qui a Radio Libertà a portare più che altro un po' di, tra virgolette, novità, portando una rubrica settimanale di eventi che possono essere legati al nostro bellissimo territorio lombardo, ma anche comunque legati al nostro bellissimo territorio italiano. Quindi comunque, insomma, seguiteci. Adesso non so ancora bene il giorno, ma sicuramente con Sammy in backstage sapremo poi trovare una quadra, però appunto è proprio un aggiornamento settimanale di eventi. Lo amiamo, come dice Sammy Varin per le pubblicità. Ci piace questa cosa. Quando si parla di eventi di territorio, la nostra è la radio giusta. Anche quando si parla di artisti indipendenti, siamo la radio giusta. Quelli che trasmettono appunto quegli artisti bravi, in gamba, che non sono ancora saliti alla ribalta su Radio Italia, su Radio Dimensione Suono, su Radio Qui, su Radio Là, perché indovinate un po', a volte ti viene il dubbio, perché non hanno pagato? No, queste sono stupidate, ci mancherebbe. Clara Passarotto, in arte Clara Diana. Prima di tutto ben trovata dal vivo, appunto. Grazie. Abbiamo sentito questo pezzo, lo stiamo trasmettendo in queste settimane perché merita, è roba buona. Di cosa parla in questa canzone la Clara Passarotto? Sogni grandi, dice la parola stessa, parla dei sogni, ma non i sogni, nel senso quelli che facciamo di notte, ma sogni proprio quello che noi vogliamo raggiungere nella vita. Ho voluto parlare, dato che è la mia prima canzone d'autrice, volevo parlare appunto dell'importanza di seguire i propri sogni, perché troppo spesso le persone, le prime difficoltà lasciano, non vanno oltre, ma in realtà è quando iniziano le difficoltà che bisogna andare avanti. E quindi nel mio brano parlo proprio di questo, che io ho avuto tante difficoltà sinora, non è che è stata sempre una strada in discesa, anzi, spesso in salita, poco in discesa, e ho sempre cercato comunque di raggiungere i miei obiettivi nonostante le difficoltà, e cerco di trasmettere con questa canzone l'importanza di seguire i propri sogni veramente, di non arrendersi. La amiamo perché quando qualcuno ti incita ad andare avanti nonostante tutto, beh signori, la nostra vita quotidiana, noi in più nuotiamo anche nel mare della politica, e quanti sogni che ci sono nella politica e quanti che si vanno a perdere ogni giorno. Noi cerchiamo di incutere ancora voglia di andare avanti, voglia di credere nella buona politica, nella tua terra e in tante cose positive che si portano avanti e che molto spesso sui quotidiani non appaiono neanche. Ma in modo particolare, visto che l'abbiamo qua, la nostra Clara Passarotto, in arte Clara Diana, così bisogna cosa bisogna scrivere per trovarti sui social? Sui social è semplicissimo, io sono ovunque. Sono su Facebook, là, Instagram, giù. TikTok, YouTube, ed è facile trovarmi perché il mio nome è uguale dappertutto, che è Clara Diana Official. Ci tengo a dire che il mio nome d'arte nasce da un legame che ho forte con la mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto,
è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma lei ha sempre amato cantare, voleva diventare una cantante, purtroppo per tanti motivi non è riuscita e ho deciso, quando è stato il momento di decidere il mio nome d'arte, ho detto devo portarla con me nel mio percorso. E da lì è nato Dai, il mio nome d'arte, Clara Diana, che il mio nome dolce. unito al nome della mia nonna. Bellissimo, bellissimo. E senti, tu sei una di quelle persone che ha deciso, è sempre una decisione particolare, di vivere di musica. È Sì. vera questa cosa? Sì, che in Italia non è proprio semplice, perché purtroppo devo dirlo, ma in Italia non c'è ancora questa cultura del fare musica come un lavoro. Spesso ti dicono: "Ah sì, fai la cantante, ma di lavoro cosa fai?" La cantante. Faccio questo di lavoro, nel senso cerco di fare questo. Ho lavorato sulle navi da crociera, ho lavorato in tanti progetti cover band, party band e cerco appunto adesso di portare avanti in modo parallelo anche il percorso con gli inediti, perché a un certo punto ho detto: "Bello far le cover, bellissimo cantare canzoni che ti piacciono e tutto, reinterpretarle, ma fare le canzoni proprio è un'altra cosa, vuol dire raccontare delle storie." E proprio con Sogni Grandi ho voluto anche iniziare il percorso di autrice, cioè non accontentarmi solo di interpretare le canzoni, ma anche proprio di scriverle io, e quindi è un percorso che sto portando avanti insieme, sia cover che inediti. Senti, ma, come vedi il panorama musicale italiano in questi anni? Noi che facciamo soltanto musica indipendente lo vediamo solo parzialmente, perché una grande fetta, gli artisti quelli cosiddetti big, importanti, eccetera, io non li trasmetto proprio, non entrano nella mia trasmissione. Io trasmetto solo artisti indipendenti. È una bella cosa comunque che fai veramente, che è importante, perché se tutti trasmettono sempre i big, Sempre le stesse. non c'è mai modo di dare spazio a chi invece sta cercando di emergere senza secondi mezzi, ecco, diciamo così, perché Hai fatto un purtroppo giro di parole, hai fatto un giro di parole. È molto, è molto inutile negarlo. Per poter certo. arrivare in questo ambito ad alti livelli non basta la bravura, è inutile girarci intorno, ci vogliono anche i giusti agganci, i giusti contatti e ovviamente adesso che fanno da padrone nelle radio, ma non solo nelle radio, anche il Festival di Sanremo, altri eventi, ovviamente son le major. Quindi se riesci ad entrare in questo ambito, riesci anche ad emergere proprio come artista VIP, diciamo. Altrimenti rimani sempre nella categoria artisti indipendenti emergenti, che per carità non c'è nulla di male, perché ci sono artisti indipendenti bravissimi, che non sono molto conosciuti, ma veramente sfornano musica eccellente. Ad esempio una certa Clara Diana, non so se la conoscete signori, ho uno showreel, ce l'hai lo showreel lì? Dai, fammelo vedere. È piaciuto molto a Sammy, veramente. Non lo so perché, ma mi piace, porco cane, Son tutte ragazzi. canzoni comunque bellissime. Eh sì, e ti fa venire voglia di assistere a questi eventi e che ti fanno ritornare indietro nel tempo proponendoti la musica anni 60, 70, 80, ma poi inserendo anche quelli che sono i nuovi pezzi. Sul cursore, chi ci guarda in radiovisione la può anche sbirciare, lo showreel di Clara Passarotto, in arte Clara Diana. Sentiment is left to place to be added, somewhere to start. No need to ask, is a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Maine. Across the north and south to Chicago, not for sale. In love we sleep, without a vicious circle turns and burns. Without you I cannot live, forgive the earth burning. I believe it's time to real, to feel, to touch me now, touch me now, touch me now. Because the night
together. Let sky fall, let the sky fall. We will stand tall. Let sky Applaudiamo, grazie, applaudiamo. Grazie. Clara Diana, così si fa chiamare in arte, Clara Diana, che ha superato anche lei 1000 problemi fisici, anche possiamo dirlo, Sì, insomma, che sì, ti hanno rimesso a posto. Cos'è che ti era successo? No, io ho avuto dei problemi, ma sin da ragazzina, purtroppo i miei piedi, alluce valgo, che veramente nell'ultimo... Salutiamo coloro che hanno questo alluce valgo, ragazzi, pietà di Era noi. diventato veramente sulle navi da crociera con i tacchi obbligatori tutte le sere. Io arrivavo a sera che dicevo, mamma, fine serata, basta. Quando torno a casa non rimando più. E quindi mi sono fermata volutamente per farmi operare, solo che c'è ovviamente tutto il recupero, perché ai piedi non ci si rende conto di quanto sono utili fino a quando non si può camminare, e quindi non potevo fare nulla, ho dovuto per forza fermarmi. Minimo, per la camminare ripresa. sulle mani ci proviamo ogni tanto, ma la vedo dura. A meno che non sei un artista circense, allora magari. Ma anche lì, anche in quel campo non si usa quasi più. Senti, torniamo alla musica invece, visto che ho di qua Giovanni Dadda, che in futuro prevedo e stravedo, secondo me lo sentirete su questa radio, anche su questa radio. Giovanni, cosa si può chiedere a questa ragazza che fa musica indipendente e che crede nella sua musica e che vorrebbe vivere di musica? Giovanni. Allora Clara, innanzitutto complimenti, bravissima, perché sono rimasto, cioè non ho sentito nulla di quello che avete detto perché ero concentratissimo proprio a vedere la tua performance, che è sicuramente una cosa zero scontata, soprattutto sulla canzone che hai performato, perché era davvero super notevole, anche bellissima la location, proprio il tutto, quindi grazie. Davvero complimenti. E la seconda domanda appunto è, secondo te cos'è che manca nel nostro paese per un artista emergente di grande talento, come in questo caso sei tu, per far sì che proprio appunto emerga, no? E che comunque cioè, manca un vero e proprio spotlight per gli artisti emergenti? Sì. Cioè, raccontaci un po' secondo te qual è la mancanza. Tutto è dalla base, dall'istruzione. Da quando si inizia ad andare a scuola, le ore dedicate alla musica sono pochissime. Cioè, quindi c'è proprio una mancanza della cultura musicale. In Italia esiste ancora, per fortuna, la cultura musicale della lirica, perché ovviamente noi siamo famosissimi per la lirica nel mondo, ma non esiste solo quello. Certo, anzi esistono direi 50 sfumature dopo la lirica, anzi, e sono già stato basso con i numeri. Quindi è sbagliato anche a scuola insegnare soltanto la musica classica, perché non esiste neanche solo la musica jazz, non esiste solo la musica jazz. Quindi manca proprio dalla base. Bisogna veramente dare voce proprio a tutti quei altri generi, ma soprattutto creare proprio una sorta di palcoscenico proprio, no? Per far sì che le persone un po' più di attenzione, un po' più di occhio di riguardo nei confronti degli artisti emergenti. Perché secondo me se dedicassero anche dei corsi post scuola dedicati alla musica, quindi non solo ore diciamo di insegnamento, perché mi rendo conto che comunque l'insegnamento di altre materie come l'italiano, eccetera, quindi, ovviamente sono quelle, però come in America ci sono tutti i corsi extrascolastici, dovrebbero fare la stessa cosa, ma non parlo solo della musica, anche dello sport, sì. Perché non esiste solo il calcio in Italia, ci sono tanti altri sport. Anche se apparentemente sì, invece adesso c'è Sinner, quindi esiste anche il tennis. La fortuna è quella che per fortuna adesso si sta anche un po' concentrando su altri sport grazie a persone come Sinner che sono veramente brave. Che avvicinano comunque delle grandi masse, però ovviamente. Esistono veramente tante cose che nelle scuole si potrebbero fare. Bisognerebbe sensibilizzare un po' di più molti le persone. invece pensano soltanto alle ore scolastiche, fine, basta. Invece bisognerebbe proprio coltivare il talento delle persone, perché sennò poi tante persone vanno all'estero, perché lì ci sono più opportunità e non solo nella musica. Io ho una sorella più grande che lei è andata all'estero a studiare, è ricercatrice a livello scientifico ornitologia, è andata all'estero perché lì aveva
altre Certo, opportunità migliori rispetto a... Quindi in tutti gli ambiti purtroppo tante persone se ne vanno perché si tende a soltanto certi ambiti dare importanza, Diciamo ma ci così. sono tantissime altre Certo, aspetti, tante cose a cui bisogna dare ti senti un po' priorità. messo da parte, insomma, ti Sì. senti un po' escluso, di E la musica conseguenza... secondo me è uno di quelli. Anche durante il Covid si è visto veramente come è mancato tantissimo il supporto agli artisti. Ho amici che veramente ai tempi, io ancora non vivevo solo di musica, ma conoscevo gente che viveva solo di musica e è finito alla Caritas, per intenderci. Certo, Perché quindi non c'erano sussidi per questi artisti, perché non ci sono soltanto quelli che lavorano a teatro e che hanno un contratto a teatro, ci sono altri che lavorano di serate, nei locali, eccetera. Come fanno quelle persone a vivere se non si può lavorare facendo musica? Come appunto ha dimostrato il Covid, ci sono delle falle ancora enormi. assolutamente. Quindi faccio un appello: mi raccomando, più voce a questi artisti, ma soprattutto dedichiamogli un palcoscenico in cui loro possono manifestare la loro arte liberamente, giusto Sammy? Aspetta che sentite che sto bussando? Sto bussando alla politica, signori, perché noi abbiamo questo aspetto importantissimo. La nostra radio è ascoltata anche da molti politici e purtroppo bisogna sempre passare dalla politica in questo paese. C'è anche una buona politica, per fortuna, che riesce ogni tanto a fare qualcosa facendo squadra. Cerchiamo di aiutare un po' di più i musicisti, anche quelli che non passano dai soliti contest, dai soliti social. È la piaga, i talent sono la piaga veramente, perché X Factor era nato come una buona idea, cioè dare veramente la voce anche all'artista che cantava nella cameretta. Il problema è che poi negli anni, come in tutte le cose, sono subentrate le major che tutti ancora pensano, tante persone, non tutti per fortuna, che ancora c'è il cantante che canta nella cameretta, ma non è più così. Sono già artisti che hanno firmato con case discografiche, hanno già dei contratti e poi vanno a finire nei talent. E quindi bisogna cercare di tornare all'origine, a cercare veramente il talento, la bravura, ma non solo quello, bravura nel senso del mestiere, ma anche proprio delle persone che possono trasmettere qualcosa. Perché adesso è inutile, c'è anche il problema dei contenuti delle canzoni. Tante canzoni sono semplicemente canzonette che poi, ma sì, vanno una stagione e poi passano. E invece bisognerebbe tornare alla musica fatta con il cuore, fatta veramente da persone che sanno fare musica. Scusa, ma in questo momento ora mi stai facendo piangere perché scusate, ma stavo pensando... L'intelligenza artificiale è musica fatta col cuore e qui passiamo a tutt'altra cosa. Io ho letto un articolo allucinante che ogni giorno i responsabili di Deezer, che è questa piattaforma musicale, ricevono ogni giorno più di 5.000 canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Che ne facciamo? Che facciamo? La mandiamo avanti? Non la mandiamo? Chissà se a Sanremo la metteranno dentro, magari senza dircelo. Speriamo di no, perché se veramente arriva fino a Sanremo vuol dire che siamo alla frutta, allora. Arriverà senza che noi lo veniamo a sapere. Signori, Clara Passarotto, in arte Clara Diana. Facile trovarla, se scrivi Clara Diana salti fuori. Clara Diana Official, sì, sono tutti i social. È lei. Che cosa bolle in pentola allora? Abbiamo visto il tuo showreel veramente stupendo che fa venire voglia di invitarti a qualche evento. Sì! Invitatela, cercatela sui social e invitatela a qualche evento perché è bello fare musica con gli artisti indipendenti, sono più divertenti e se la tirano meno. E cosa bolle in pentola nella vita della Clara Diana? Cosa stai preparando? Voglio portare avanti sia il progetto delle cover, quindi sicuramente tornerò con l'anno nuovo a lavorare perché ho avuto un anno un po' tribolato perché non solo il piede, ma mio padre anche non è stato bene, tanti problemi. Auguroni. Ma nonostante questo sono andata avanti lo stesso, quindi sono fiera di me per questo e porterò avanti sicuramente il progetto inediti. Ho già in mente, sto già lavorando le nuove canzoni, quindi anche se sto promuovendo la nuova canzone, in realtà ne sto già lavorando altre canzoni per il futuro. Chiaro, succede sempre così, signori. Noi la amiamo, Clara Diana, Clara Passarotto, e signori, quello che possiamo dirvi è proprio provare a cliccare e sentire la differenza tra i soliti artisti che ogni giorno alla stessa ora girano su Radio DJ, su Radio Dimensione Suono, su Radio Italia, eccetera, e questi artisti indipendenti
indipendenti che la raccontano in modo diversa e sono veramente alla mano. Cos'altro aggiungere? Clara Diana e Giovanni Dadda? Ma allora, cos'altro aggiungere? Clara direi che abbiamo analizzato, no, gli aspetti più importanti, soprattutto quello della musica, no? Quindi davvero chi è all'ascolto e se in qualche modo può dare una mano, può comunque contribuire nell'aiutare questa realtà, insomma, si faccia avanti, ci mandi un messaggio e insomma faccia partire un po'. Io ci tengo a dire, se ci sono artisti all'ascolto, ma non solo gli artisti, di non arrendersi mai. Mai. Perché io veramente ho visto tante persone che avevano dei sogni e li hanno abbandonati perché questo, perché quell'altro, ma non bisogna mai mollare, perché veramente delle volte l'obiettivo è dietro la porta, ma non ce ne rendiamo conto. Magari siamo quasi arrivati, ma molliamo prima di essere quasi arrivati. Quindi bisogna sempre andare avanti, questa è la cosa che ci tengo a dire. Anche se tutto il contesto cerca in qualche modo, no, di depistarti. Sì. È classico però in realtà. È stato così, signori, siamo sempre in battaglia. Il bello è, come si dice qui in Bellerio, mai mollare. Grazie davvero a Clara Diana, cercatela sui social, ma certamente Clara aspettiamo quello che arriverà tra pochissimo. Ormai hai formato questo cordone ombelicale con Radio Libertà e ben volentieri. Io ti siamo ringrazio qui pronti Sammy a per questa opportunità, ti ringrazio tantissimo perché come hai detto tu fino adesso non vengono date tante opportunità agli artisti emergenti di poter parlare, poter anche esprimere la propria opinione su quello che succede, quindi ti ringrazio davvero tanto. In battaglia anche grazie a Giovanni Dadda. Giovanni, noi ci risentiamo sicuramente. Ma grazie a te, zio Sammy, è sempre un piacere venirti a trovare qui su Radio Libertà. Grazie a Francesco in regia, lui non se ne va da nessuna parte perché tra poco torniamo in onda con È tutto un magna magna.